Buonasera a tutti, grazie per esservi collegati questa sera. Come comitato abbiamo pensato di organizzare questo incontro sul tema della didattica a distanza, poiché riteniamo sia importante fermarsi a riflettere e capire in quale direzione sta andando la scuola del presente e soprattutto la scuola del futuro. I bambini e i ragazzi, da un anno a questa parte, stanno subendo gli effetti di un sistema scolastico che non li rappresenta più, ritrovandosi ad andare a scuola a giorni alterni come le automobili nei giorni di smog. Questo vuol dire garantire il diritto allo studio. Questo nuovo modus operandi di scuola ha delle mancanze che devono essere evidenziate, comprese e soprattutto ragionate. Questa sera, ad illuminarci sulle ombre della DAD, abbiamo due relatrici, la dottoressa Katia Masiero, psicologa e insegnante, e la dottoressa Veronica Collaianni, psicoterapeuta e anch'essa insegnante. Ringrazio le dottoresse per la loro partecipazione e lo studio e l'esperienza che condivideranno e che trasmetteranno in questo incontro. Voglio ringraziare poi il mio collega, il dottor Giovanni Salviati, tra poco lascio a lui la parola, e faccio presente che gli ultimi minuti li dedicheremo ad eventuali domande. Buon proseguimento a tutti di serata. Bene, buonasera anche da parte mia. Ecco, a noi interessava approfondire questa questione della DAD, non innanzitutto appunto per i suoi caratteri tecnici, eccetera, ma proprio anche perché alla fine è una questione antropologica, proprio culturale, antropologica, cioè riguarda l'idea di uomo che una civiltà ha. E questo, prima di lasciare la parola alle due esperte, studiose e osservatrici dirette del fenomeno e delle conseguenze che ce lo descriveranno appunto nei caratteri più specifici e magari proporranno anche eventualmente nel corso della serata del collegamento delle prospettive future, appunto delle eventuali prospettive, delle proposte. Volevo appunto partire dando qualche stralcio, qualche lacerto di giudizi su questo, sulle conseguenze proprio antropologiche di quello che in quest'anno, ormai è più di un anno, che si fa scuola da casa o del tutto chiusi oppure a singhiozzo, no? E non dimentichiamoci che le generazioni che adesso sono a scuola sono esattamente e assolutamente il nostro futuro, a breve anche, non a lungo termine. Ecco. In particolare c'è Eugenio Capozzi, per esempio, su un quotidiano online che ho consultato, mi ha colpito per un giudizio, questo quotidiano online è la Nuova Bussola Quotidiana, e a un certo punto scrive che, di questo suo intervento sulla Nuova Bussola, scrive che la DAD cosiddetta è di fatto un'idea, impone, determina o favorisce un ideale di vita basato sull'assoluta fluidità, assenza di radici, identità cangianti, mescolanza tra culture, l'equivalenza di qualsiasi stile di vita e l'identificazione tra desideri soggettivi e diritti non più riconosciuti appunto nelle loro distinzioni. Ecco, e poi un altro intervento che mi ha colpito particolarmente, ancora di più, è quello del filosofo Giorgio Agamben, che ha preso molto a cuore tutta questa vicenda di quest'ultimo anno che praticamente il mondo intero, sicuramente l'Italia, ha passato, come sappiamo.
In un suo intervento recente del mese scorso, di marzo, parla del volto e scrive queste parole. Che la visione del proprio volto e del volto degli altri sia per l'uomo un'esperienza decisiva era già noto agli antichi. Io nel volto, in questa riflessione sul volto, vedo non solo chiaramente le mascherine che i ragazzi quando sono a scuola devono indossare, salvo eccezioni, tutto il giorno, ma anche appunto il volto cambiato, modificato appunto dalla distanza telematica imposta dai collegamenti. Anche quello è interviene sul volto dell'uomo naturalmente, no? E ciò che si chiama volto, scrive Cicerone, riportato da Agamben, appunto, non può esistere in nessun animale se non nel... E i greci definivano lo schiavo, che non è padrone di se stesso, aproposon, letteralmente senza volto. Certo, tutti gli esseri viventi si mostrano e comunicano gli uni gli altri, ma solo l'uomo fa del volto il luogo del suo riconoscimento e della sua verità. L'uomo è l'animale che riconosce il suo volto allo specchio e si specchia e riconosce nel volto dell'altro. Il volto è, in questo senso, tanto la similitas, la somiglianza, che la simultas, l'essere insieme degli uomini. Un uomo senza volto è necessariamente solo. E capite a che livello antropologico decisivo va a influire tutta questa questione sia della DAD sia della mascherina, tanto più combinate assieme, d'accordo? E poi, vabbè, prosegue. L'intervento è più lungo, ne leggo ancora qualche riga. Per questo il volto è il luogo della politica, fra l'altro. Se gli uomini avessero da comunicarsi sempre soltanto delle informazioni, sempre questa o quella cosa, informazioni appunto, non vi sarebbe mai propriamente politica, ma unicamente scambio di messaggi. Ma poiché gli uomini hanno innanzitutto da comunicarsi la loro apertura, il loro riconoscersi l'un l'altro in un volto, il volto è la condizione stessa della politica, ciò in cui si fonda tutto ciò che gli uomini si dicono e scambiano. Il volto è in questo senso la vera città degli uomini, l'elemento politico per eccellenza. È guardandosi in faccia che gli uomini si riconoscono e si appassionano gli uni agli altri, percepiscono somiglianza e diversità, distanza e prossimità. Ecco, mi sembra un intervento particolarmente lucido e coraggioso, che è più lungo, più articolato, insomma. Tanto appunto proprio per andare a definire appunto l'incidenza antropologica del tema di questa sera, antropologica, culturale, politica e psicologica naturalmente, ecco. E essendo insegnante anch'io, appunto, introduco dicendo un'altra cosa, che dal punto di vista strettamente didattico, logico, si notano nei ragazzi con questa scuola a singhiozzo o proprio in absenza o in presenza solo virtuale, appunto, si notano chi più, chi meno, naturalmente, delle disarticolazioni logiche, anche proprio mnemoniche, a cominciare appunto dal punto, essendo insegnare da una maggiore difficoltà a contestualizzare, ed è logico che una persona decontestualizzata fa fatica poi a contestualizzare gli argomenti che studia, se non riesce se fa fatica a contestualizzare se stessa innanzitutto, ecco. Ecco, lascerei a questo punto appunto la parola per una prima trattazione alla dottoressa Katia Masiero, che è psicologa scolastica, quindi conosce le problematiche dei ragazzi in prima persona, in più è anche, oltre a essere libera professionista di per sé, è anche insegnante, appunto. Prego, Katia, a te la parola. Grazie Giovanni, un saluto a tutti, grazie per l'invito. Allora,
come ha detto appena adesso Giovanni, sono psicologa scolastica, oltre che insegnante. In questo anno ho avuto modo di ascoltare proprio tanti ragazzi delle superiori. Io mi occupo dei ragazzi delle superiori e parlando con loro, soprattutto allo sportello, mi sono sorpresa di come, direi tutti, oltre naturalmente a confidarmi le difficoltà incontrate nella DAD, abbiano detto sostanzialmente tutti la stessa cosa. Vorremmo essere considerati esseri umani oltre che studenti. Questi ragazzi hanno provato più volte a comunicare con i loro docenti per cercare comprensione e aiuto, ma questi docenti il più delle volte li hanno troncati, definendoli fortunati per il fatto, dopo tutto, di avere un tetto sulla testa, del cibo a disposizione ogni giorno, oltre naturalmente a una buona connessione per seguire le lezioni in DAD. Ai ragazzi in difficoltà è stato anche detto tante volte: siamo in zona rossa, non avete nulla da fare, non avete scuse, studiate. Ebbene, questa sera parliamo di DAD. Tutti bene o male sappiamo di cosa si tratta e se siamo qui evidentemente è perché ci poniamo delle domande in merito e in particolare ci poniamo la domanda se la DAD sia una buona cosa oppure no. Io francamente credo che, come tutte le cose, anche la DAD abbia degli aspetti sia positivi che negativi, dipende dall'uso che se ne fa. In fondo, mi viene da dire questa cosa, anche bere troppa acqua può far male, come può far male non berne affatto. Qual è allora la dose, tra virgolette, che fa della DAD, così come dell'acqua, una virtù anziché un danno? Per rispondere a questa domanda, secondo me, secondo il mio personale parere, bisognerebbe interrogarsi sulla natura dell'uomo e una volta compresa, studiata, insomma, affrontata questa natura, sono sicura che la posizione virtuosa non solo della DAD, ma di tutte le cose che riguardano l'uomo, i suoi comportamenti, i suoi modi di essere, le sue scelte e così via, sarà proprio nel rispettare questa natura. Cerchiamo allora adesso insieme di ricordare qual è la natura dell'uomo. Allora, ebbene, che ci piaccia o no, e a me personalmente piace tantissimo, siamo animali e come tutti gli organismi viventi, dal più grande a quello più piccolo, non siamo costituiti solo da un corpo fisico e soprattutto non siamo fatti di parti separate, come non siamo separati gli uni dagli altri e dal tutto che ci circonda. Noi possiamo smontare e rimontare un orologio o un motore, ma non un organismo vivente, poiché ogni elemento che lo compone, preso singolarmente, cioè senza tutto il resto di cui fa parte, non è più lo stesso elemento. Noi siamo più della somma delle nostre parti, lo abbiamo sentito dire tante volte, ma cosa c'è in più? Beh, certamente siamo costituiti da un ammasso di elementi, tra cui le cellule, gli organi, estremamente complesso, ma quello che ci rende ciò che siamo è evidentemente un direttore d'orchestra che informa, mette in ordine ed organizza chi fa che cosa affinché tutti questi singoli elementi partecipino coerentemente alla creazione e al mantenimento di una meravigliosa sinfonia che è la vita. Possiamo dire che l'informazione è la differenza, che fa la differenza, l'informazione, lo scambio di informazioni e il flusso di energia che ne consegue. L'essere umano è quindi un sistema integrato mente, corpo ed energia, un ecosistema, ripeto, estremamente complesso che interagisce con reti informazionali da quelle più piccole che stanno dentro al nostro corpo, quelle che vengono trasportate dalle molecole che agiscono a breve distanza, fino a quelle più grandi, quali le reti dell'ecosistema mondo, cioè il nostro pianeta, l'universo di cui siamo parte,
tutti gli animali, le piante, nonché le reti sociali, culturali e informative di tutti i tipi, comprese quelle artificiali. Quindi avete sentito come siamo complessi. Siamo parte di un tutto completamente interconnesso e per mantenere questo nostro equilibrio, questo nostro complicato equilibrio e di conseguenza la nostra salute e il nostro benessere, dobbiamo rimanere in armonica e rispettosa sintonia con tutti gli ecosistemi. Non è finita qui. Altre importanti informazioni ci giungono dal nostro inconscio, cioè da istinti, impulsi, ricordi rimossi, sensazioni che originano dentro ognuno di noi in modo personale, nonché dalle informazioni provenienti da quello che si chiama inconscio collettivo, cioè informazioni che vengono trasmessi a tutti gli individui attraverso processi evolutivi. Altre informazioni ancora giungono dai traumi, per esempio, che ognuno di noi esperisce nel corso della propria esistenza. A una parte di questa imponente mole di informazioni che naturalmente noi selezioniamo perché altrimenti sarebbero troppo da processare tutte insieme. Ognuno di noi attribuisce un particolare significato, un senso che condiziona tutte le nostre attività, persino addirittura le malattie di cui ammaliamo. L'uomo, infatti, è un animale simbolico. L'attribuzione di significato è influenzata non solo dal nostro sistema cognitivo, che è il nostro cervello, il nostro sistema nervoso, che è il substrato materiale su cui poggia l'informazione, ma anche dalla cultura a cui apparteniamo, dalla nostra storia personale unica, dall'istruzione ricevuta, dalle persone con cui ci siamo relazionati in passato e con cui ci relazioniamo oggi e così via. La natura dell'uomo, così come quella di tutti gli esseri viventi, è complessa e sistemica e per essere compresa deve tenere in considerazione il tutto e riconoscere che le parti non sono separate né separabili tra loro, ma sono in stretta relazione. Non sto parlando solo delle parti che compongono il nostro organismo, ma pure ognuno di noi non è separato dagli altri individui e dall'ambiente naturale e sociale di cui è parte e chi si occupa di scienza, di salute, di politica, di economia e istruzione, visto che stiamo parlando di istruzione questa sera, non può non tenerne conto. La settica, fredda ed esigente scuola della DAD ha innanzitutto dimenticato che il clima di paura e isolamento di questo periodo non aiuta il processo di apprendimento per cui tra l'altro la DAD è stata concepita. Ha dimenticato che se non sono soddisfatti i bisogni primari fisiologici come il sonno, il senso di sicurezza come la salute e i bisogni sociali di appartenenza come il gruppo e l'amicizia, i ragazzi incontreranno grandissime difficoltà a far funzionare i processi più fini, tipici del processo di apprendimento, che richiede grossi quantitativi di energia, attenzione, memorizzazione, capacità di astrazione e così via. Perché l'apprendimento umano non è un freddo meccanismo cognitivo, semplicemente perché la natura dell'uomo, come abbiamo appena visto, non è meccanica. L'apprendimento è un complesso processo che integra componenti emotive, relazionali e comportamentali e che necessita di un clima psicologico adeguato. È da tempo che il nostro sistema scolastico punta quasi esclusivamente allo sviluppo della mente razionale e la logica, diciamo, trascurando completamente la parte istintiva ed intuitiva, ovvero proprio quella parte prettamente umana che ci consente di accedere all'infinita riserva di informazioni,
simboli, significati, idee di cui abbiamo estremamente bisogno per l'attribuzione di senso e di cui abbiamo parlato poco fa, che viene chiamata mente universale oppure inconscio collettivo, cioè un patrimonio di conoscenze a cui possiamo accedere in modo diretto, senza ricorso a riflessione razionale o processi inferenziali, a cui peraltro grandi scienziati come Einstein, Newton, Kekulé, Gutenberg e altri hanno fatto ricorso per le loro importanti scoperte. È proprio grazie a queste capacità, tra l'altro, che riusciamo a percepirci parte del tutto di cui siamo parte, in sintonia con l'ambiente, cioè sono proprio queste capacità che smontano il nostro egoismo. Quindi, per rispetto alla nostra natura, tutte queste potenzialità dovrebbero essere coltivate e nessuna dovrebbe essere esclusa e considerata meno importante o passata di moda, perché il segreto è integrare, includere, mai escludere. A questo punto, sono quasi giunta alla fine del mio intervento, proviamo ad analizzare brevemente la didattica che abbiamo offerto ai nostri ragazzi, che è quella che ho visto io durante questo lungo anno. La didattica sia a distanza che in presenza, e poi ognuno di noi finalmente potrà rispondere alla domanda iniziale, ovvero se abbiamo rispettato la natura di questi ragazzi, del loro essere umani con questa modalità. Allora, in DAD, cioè in didattica a distanza, li abbiamo costretti ogni giorno per ore e ore a stare al chiuso davanti ad un monitor, tempestati da onde elettromagnetiche, ahimè, che come abbiamo visto veicolano certamente delle informazioni che interferiscono, anche se noi non sappiamo in che modo, con il loro giovane e in via di evoluzione sistema integrato mente, corpo, energia. Li abbiamo isolati, loro non hanno fatto movimento, non sappiamo che cosa hanno mangiato e così via. E in presenza invece quei giorni che ci sono potuti andare hanno dovuto affrontare numerose verifiche, tutte concentrate in quei giorni, che hanno fatto sì che l'ambiente scolastico sia stato vissuto come pericoloso, come molto stressante, quando invece dovrebbe essere un ambiente accogliente, gioioso, rilassante, motivante. Li abbiamo mascherati, come diceva il professor Salviati prima, cioè abbiamo tolto loro il volto e li abbiamo distanziati anche quando sono stati in presenza. Sono stati e sono continuamente minacciati dai tamponi, respirano anidride carbonica e chissà cos'altro dentro a quelle mascherine, e purtroppo è brutto da dire, ma sono visti come degli untori solo perché sono giovani e hanno la colpa di non ammalarsi, ma di poter contagiare. Ecco, in generale, infine, ma non meno importante, possiamo dire che tutti questi ragazzi hanno perso la loro libertà, quella libertà a cui ognuno di noi ha diritto, ogni persona ha diritto e soprattutto a cui ogni adolescente tende disperatamente e che ora fa fatica a vedere, se non al costo di cedere a dei pericolosi ricatti. Ecco, allora detto questo, concludo dicendo che per quanto mi riguarda si sarebbe potuto fare, anzi si sarebbe dovuto fare qualcosa di più e qualcosa di meglio. Se solo i docenti a loro volta si fossero considerati un po' più esseri umani piuttosto che solo docenti. Quindi forse dovremmo, come si diceva all'inizio, tornare a riscoprire l'essere umano. Ecco, con questo io ho terminato il mio intervento e quindi do la parola alla dottoressa Colajanni.
Buonasera a tutti, grazie mille di avermi invitato a questa serata. Io ringrazio tantissimo la mia collega perché ha fatto un'ottima introduzione facendo proprio vedere la visione d'insieme, no, delle cose. E poi la ringrazio anche per un'altra cosa, per aver introdotto un aspetto importante, l'elemento della paura che interferisce con le capacità di apprendimento. Come appunto diceva la mia collega, noi siamo un tutt'uno tra le nostre emozioni e le nostre cognizioni, e anche la memoria, che è una delle capacità che più di tutti si sfrutta a scuola, se non altro per memorizzare concetti, poesie, brani, chiaramente viene messa a dura prova dagli elementi della paura. Ora, qualsiasi neuropsichiatra vi spiegherebbe tutto l'interazione tra memoria e catecolamine, adrenalina e quant'altro. Invece io cercherò di essere meno psicologese possibile perché voglio arrivare alle persone. Dobbiamo pensare che quando siamo molto stressati e quindi impauriti, terrorizzati, perché i nostri ragazzi sono stati terrorizzati e sono stati anche indicati come i maggiori colpevoli in qualche maniera della pandemia, colpevoli di essere vivi, di aver voglia di toccarsi, spingersi, baciarsi magari, perché quando si è adolescenti si fa anche quello, si fa anche da grandi, però quando si è molto giovani questa è una delle cose una delle scoperte più belle della vita, no? Quindi colpevoli di aver voglia di stare insieme. Quindi gli abbiamo dato due emozioni molto pesanti da sopportare, la paura e il senso di colpa. Ora, esistono chilometri di ricerche in psicologia prima del Covid che ci dicevano che appunto con la paura e con il senso di colpa non è molto semplice apprendere, anzi sono proprio emozioni che interferiscono nel processo di apprendimento. Ora, chi ha vissuto la DAD, perché non l'hanno vissuta solo i ragazzi, ma l'hanno vissuta anche le mamme e i babbi, ma in particolare le mamme in qualche maniera, e sono anche quelle che poi sono anche scese in piazza per protestare, e anche gli insegnanti. Ora, chi ha vissuto questa situazione per ben 2 anni scolastici, perché noi ci dobbiamo ricordare che questo problema è iniziato da marzo del 2020, quindi ha toccato sia l'anno 2019-2020 che il 2020-2021. Quindi gli effetti cominciano ad essere cumulativi. Ora, chi ha vissuto questo chiaramente ha subito provato un disagio, no? Se non altro per il cambiamento repentino dal giorno alla notte delle volte, no? E le comunicazioni arrivano il venerdì o il sabato per il lunedì successivo. Ma anche e soprattutto proprio per le caratteristiche stesse della DAD, no? Ora, quindi questo disagio che è stato provato ha portato molte persone a protestare in qualche maniera, però io quello che ho notato è che le proteste sono state quasi tutte relative ad un aspetto della DAD. La DAD toglie molto, no? Toglie la socializzazione, prima di tutto. La mia collega lo ha detto chiaramente, no? La scuola è un'agenzia sociale e di socializzazione sana, tra l'altro, molto importante a tutte le età per i ragazzi. Questa importante agenzia di socializzazione è stata drammaticamente tolta insieme a tutte le altre agenzie di socializzazione, perché le scuole di musica erano chiuse allo stesso modo, le piscine, le palestre, il campo da calcio, il campo da tennis, la scuola di danza, tutte cose che fanno parte della vita dei ragazzi, no? Che forse
alcuni avranno litigato con la mamma pur di poter andare al supermercato a comprare il latte in qualche modo, no? Non so, pur di uscire. Ho sentito dei ragazzi che insomma litigavano per andare a buttare la spazzatura delle volte, pur di poter uscire di casa delle volte. Ora, tutte le proteste si sono incentrate proprio sull'elemento della socializzazione. La DAD fa male perché i ragazzi hanno bisogno di socializzazione. Verissimo, verissimo. La DAD ha tolto socializzazione, ma direi tutte le restrizioni hanno tolto socializzazione, e quindi i ragazzi hanno risentito di questa forte privazione. Ne abbiamo risentito anche noi adulti, ma in modo particolare gli adolescenti sono in una finestra temporale in cui la personalità si sviluppa e il bisogno di confronto con l'altro è infinitamente più grande che nelle altre età. Questo penso che siano conoscenze di psicologia ormai diffuse fortunatamente presso tutta la popolazione italiana e mondiale. Di questo non è stato tenuto grande conto e quindi c'è stata giustamente una protesta. Io però vorrei invece sottolineare anche un altro aspetto molto importante, che forse è quello più relativo all'apprendimento. Qualsiasi insegnante si è reso conto che lavorare in DAD era più complicato. Era più complicato e meno efficace, cioè riuscivano ad arrivare meno ai ragazzi. E se lo sono spiegato anche in maniera semplice, perché anche qui le conoscenze psicologiche sono diffuse tra la popolazione e anche tra gli insegnanti, no? Chiaramente non si insegna solo trasmettendo un messaggio, un'informazione, no? Ma con il corpo, con la presenza. La comunicazione noi lo sappiamo che è fatta per l'80% da comunicazione non verbale, no? E quell'importanza del volto che Giovanni Salviati ha sottolineato, no? Il volto è un veicolo importantissimo di comunicazione e nella DAD il volto rimane, ma è comunque filtrato. Molto filtrato, non è come essere tridimensionali, e in più c'è tutto il corpo, no, che parla. Quindi questo aspetto chiaramente rende più difficile il fatto di arrivare agli allievi. C'è una maggiore affaticabilità attraverso lo schermo, lo sa qualunque YouTuber, che fare un video di 5 minuti o di 10 minuti o di 15 minuti significa avere anche qualche milione di like in più o in meno, nel senso che più il video è breve e più è facile la sua fruizione, perché c'è proprio un'affaticabilità maggiore. Io seguo con molta più semplicità una lezione in presenza e invece mi affatico molto di più in una lezione a distanza, perché proprio apprendere, ricevere informazioni attraverso uno schermo è più faticoso e questo è dimostrato. Bene, quindi che cosa è successo? Che i ragazzi, che gli insegnanti hanno anche cercato di ridurre all'osso il proprio programma scolastico. Questo lo hanno fatto tutti gli insegnanti. Abbiamo fatto il minimo indispensabile. Quindi i ragazzi hanno avuto un'offerta formativa inferiore come corposità, quindi meno approfondimento, meno discussione, meno informazioni anche, e anche attraverso un mezzo ricettivo che è assolutamente inadeguato, specialmente, mi dicono i ragazzi, nelle materie tecniche, stranamente.
Specialmente nella matematica, quindi nella matematica, nell'economia aziendale, lì dove magari ci devono essere, si fanno gli esercizi, ecco, nella fisica, e lì la presenza dell'insegnante che gira fra i banchi e ti controlla il quaderno, magari ti mette un ditino nel punto giusto, dove tu devi fare attenzione, ti fa vedere in tempo reale l'errore, beh, questo con la DAD non è possibile farlo, no? Ecco, quindi offerta formativa inferiore, tanti giorni di assenza, perché molti ragazzi hanno fatto tanti giorni di assenza, anche appunto per tamponi negativi o cose del genere, tamponi positivi, scusate, non negativi, tanti giorni di assenza, tante difficoltà, soprattutto per i meno abbienti, nella ricezione, nella connessione, nella possibilità di avere un computer. Pensiamo alle famiglie che magari, pur essendo di ceto medio, hanno 2 o 3 bambini e magari avevano un computer, no? Un computer in casa, o massimo 2, si sono dovuti trovare a comprarne uno per ogni figlio e non sempre magari è stato possibile. Quindi alcuni ragazzi hanno avuto anche questo problema. Io vengo da una realtà fortunata, la Toscana, e nella scuola dove insegno, sono un insegnante di sostegno, i nostri ragazzi hanno anche potuto avere dei computer in comodato d'uso, però tante volte ci si scontra anche con la difficoltà della famiglia, che magari si vergogna anche a chiedere qualcosa del genere, no? Pensiamo a una famiglia che fino a quel momento non si trovava ad aver difficoltà nel fornire ai propri figli tutto il necessario per andare a scuola. Quindi il mezzo della DAD si è rivelato per tanti versi, ora spero di averli detti tutti, ma forse sarà impossibile elencare tutte le difficoltà che implica. Si è rivelata quindi una modalità inefficace, o quantomeno meno efficace, a veicolare le nozioni fondamentali, perché noi ci dobbiamo ricordare che si va a scuola per imparare, non solo per fare amicizia con i compagni, no? Che è una cosa fondamentale a tutte le età e specialmente per gli adolescenti, ma si va per imparare, e questo è un elemento politico fondamentale, perché la scuola è la principale agenzia di emancipazione sociale, cioè attraverso l'apprendimento, attraverso lo sviluppo culturale, un ragazzo può emanciparsi, ma non solo. Una persona conosce se stessa. Un ragazzo quando va a scuola conosce se stesso, conosce quello che gli piace, quello dove è capace, quello dove non è capace, no? Quindi fa i conti anche con gli insuccessi, con le difficoltà, impara a far fronte a un 4 e a doversi rimettere su da capo, no? Su una materia. E poi appunto c'è anche l'elemento bello di scoperta, no? Io scopro che so fare qualcosa, che questa materia mi riesce bene e comincio a pensare al futuro, comincio a pensare a me stesso che fa questo magari per tutta la vita. Pensiamo, se uno incontra il piacere di studiare la matematica o il piacere di studiare la storia, per fare l'esempio di 2 materie che spesso non piacciono tanto, no? Comunque sono ostiche. E quindi la scuola ha nell'elemento dell'apprendimento un punto fondamentale di emancipazione dell'individuo e della società, perché il compito della scuola è quello di fare evolvere la società, altrimenti noi ritorniamo nel buio dell'Ottocento. Quindi questo ce lo dobbiamo assolutamente ricordare. Poi, se mi permettete, riprendo una cosa che aveva detto Giovanni Salviati rispetto alla visione dell'uomo, no? Ogni organizzazione scolastica ha una certa visione dell'uomo, no? Se noi pensiamo alla riforma scolastica di Giovanni Gentile, aveva una visione filosofica dell'uomo, no?
che da alcuni è stata criticata, ma che in realtà io credo che fosse invece una delle riforme scolastiche migliori e che ci invidiano in tutto il mondo e che è studiata in tutto il mondo. Bene, la tecnologia. La tecnologia, siamo nella quarta rivoluzione industriale ormai, no? Quindi chiaramente la scuola ha bisogno di insegnare ai ragazzi a utilizzare la tecnologia. Qual è la visione dell'uomo del futuro? Sicuramente di un essere umano che interagisce bene con le macchine, ok? Ecco, quindi noi qui ci dobbiamo fare una riflessione importante. Quanto e come interagiremo con le macchine? Ok, una cosa che a me poi ha colpito particolarmente durante questo anno è che fino al 2019 il dibattito in psicologia, in neuropsichiatria e quant'altro si rivolgeva moltissimo rispetto ai danni. La mia collega lo ha ricordato, no? A quelle che potevano essere i danni anche cerebrali rispetto ad un uso massiccio dei social, dei computer, della tecnologia. Tant'è che appunto c'era anche chi con preoccupazione aveva sottolineato anche un assottigliamento della corteccia cerebrale. Però al di là di chi aveva ragione e di chi aveva torto, ok? Perché nella scienza, quando è vera scienza, c'è dibattito, al di là di chi aveva ragione e di chi aveva torto, questo dibattito non c'è più, cioè è sparito completamente questo dibattito. Quindi come se si desse per scontato che va tutto bene così. Quell'andrà tutto bene del marzo 2020 ce lo stiamo portando dietro, no? Da una parte ti terrorizzano, però va tutto bene così. Quindi questa cosa mi ha particolarmente colpito e non so se appunto la mia collega o Giovanni o Rosanna magari se ne erano accorti, ecco. Così come sono scomparsi tanti altri dibattiti importanti, mi viene da pensare a quello sulla peer education. Chi ha studiato negli ultimi anni pedagogia non ha fatto altro che parlare di apprendimento di gruppo, peer education, il fatto dell'interazione, di come l'interazione migliora l'apprendimento. Ne abbiamo sentito più parlare? Sparito dal dibattito questa cosa, sparito da qualsiasi giornale, Orizzonte Scuola o giornale di psicologia o dibattito televisivo, ecco, ma anche persino all'ordine degli psicologi, oserei dire, no? Quindi a me queste cose colpiscono e forse invece sarebbe il caso di riprenderle e cominciare a capire che forse la quantità di tecnologia e la qualità della tecnologia devono essere oggetto di dibattito, di controllo e di tutela per i nostri ragazzi. Ho concluso, diciamo. Sì, posso intervenire? Sì, ha perfettamente ragione la dottoressa Colaianni. Una delle prime vittime di quest'ultimo anno, non solo fra i ragazzi, ma soprattutto, diciamo così, fra gli adulti, è stato lo spirito critico, proprio, che sembra veramente il grande assente di quest'ultimo anno. E per quanto riguarda sì, il dibattito scientifico, la scienza è fatta di dibattito, insomma, no? Non sembra esserci spazio che per una voce unica, appunto, che non ammette dissenso, appunto, ma questo è tutt'altro, è proprio il contrario, appunto, della scienza per come si è evoluta negli ultimi, sicuramente almeno nell'ultimo secolo, ecco. E per esempio, però le voci ci sono per quello, le voci ci sono. Mi ha colpito profondamente
l'intervista alla professoressa Rosanna Chifari Negri, per esempio, neurologa, autrice, dice qui l'articolo, sempre dalla Nuova Bussola Quotidiana, autrice di oltre 70 pubblicazioni scientifiche e invited speaker in congressi internazionali, soprattutto sul problema dell'epilessia. Bene, lei dice: ho fatto una review, una rassegna della letteratura internazionale sui danni neurologici del lockdown, soprattutto sugli adolescenti e i ragazzi. E ha guardato, ha scorso 768 lavori scientifici che confermano il rapporto fra lockdown e salute mentale dei giovani. I danni rilevati riguardano non solo il tono dell'umore, quindi depressione, ansia, disturbi del comportamento, eccetera, ma anche, per esempio, un aumento delle dipendenze del 30-40%. E infatti, cioè, vabbè, lasciamo stare polemiche ulteriori, perché ognuno può trarre le sue facili conclusioni. Nella fascia che riguarda adolescenti e bambini, soprattutto, allora, l'intervistatore domanda: quali dipendenze sono particolarmente aumentate? Nella fascia che riguarda, risponde lei, adolescenti e bambini, soprattutto le dipendenze che riguardano lo schermo. La DAD ha appuntato. Paolo Crepè, nel suo intervento a una conferenza stampa di cui parlava in precedenza, ha chiesto con insistenza di riaprire le scuole perché i costi psicosociali sono enormi. Si va incontro infatti anche a delle alterazioni anatomiche irreversibili, come era stato accennato prima. Altri colleghi, dice, chiarisce, in diverse parti del mondo hanno pubblicato più di un lavoro nei quali si dimostra che l'online brain, cioè il cervello che rimane online per molto tempo, ha dei danni organici. Solitamente si tende a precisare che sia l'assunzione di sostanze a determinare danni anatomici, il che è un dato ormai chiaramente acquisito, anche se spesso non ci si rende conto dell'entità del problema, eccetera. Ma l'esposizione allo schermo non è meno pericolosa e con il lockdown abbiamo forzato i ragazzi alla dipendenza online, con la DAD che li mantiene attaccati allo schermo per diverse ore, poi i social per mantenere i contatti con gli amici, ma anche, aggiungo io, per raccogliere i compiti, cioè dopo i collegamenti mattutini, i ragazzi, gli studenti sono più o meno costretti a consultare social, Google Suite, eccetera, per altre ore al giorno. Ecco, e quindi neanche di pomeriggio se la cavano. L'online brain, dice, colpisce il lobo frontale, sede della decisione, della strategia, che diventa atrofico e perde neuroni in modo irreversibile. L'assottigliamento della corteccia vuol dire perdita neuronale e quest'ultima significa una perdita funzionale. Per esempio, non si riesce a fissare il ricordo, appunto, c'è una caduta dell'apprendimento, eccetera. Quindi non solo per stress psicologico, ma proprio per danni organici. Tutti i ragazzi che vengono testati manifestano perdita di memoria e di attenzione, ma il discorso vale anche per gli adulti, e hanno anche, vabbè, psicopatologie sociali. Ancora, per esempio, decremento del vocabolario che si è spaventosamente ridotto a 200-300 parole, quelle che usano per la messaggistica. Da questa riduzione, perché anche il linguaggio fa parte del nostro volto, quindi è veramente un'atrofizzazione del nostro volto. Pochi si salvano. È stato giusto notare anche il carattere politico, sociale. Pochi fortunati, ragazzi fortunati si salvano, che hanno una famiglia equilibrata, magari e benestante alle spalle, che li aiuta, li supporta, gli toglie, li disincentiva a usare almeno di pomeriggio i dispositivi telematici, elettronici, ma per tanti non è così, ecco, eccetera. Per cui, cioè, e continua con altre considerazioni altrettanto gravi, insomma, ma mi fermo qui. Ecco, quindi sì, cioè, io non ho
esitazioni nel dire che ci stiamo veramente giocando il futuro dei nostri ragazzi. Ci arriva una domanda. Dottoresse, cosa ne pensate della scuola parentale, quindi di queste scuole alternative alla concezione classica che abbiamo di solito? Abbiamo visto che in Italia, in quest'ultimo periodo, ne sono nate parecchie, addirittura è nata anche una associazione che si occupa di fornire insegnanti private e circa, da quello che ho letto su un articolo, circa 300 genitori in tutta Italia hanno aderito e quindi hanno deciso di dedicarsi a tempo pieno all'istruzione dei propri figli da casa. Posso rispondere? Allora, io sono assolutamente favorevole e più di tutto credo fermamente nell'autodeterminazione, cioè nella capacità delle persone di decidere che cosa è meglio per se stesse. E se io conosco anche personalmente delle colleghe che si sono rivolte a questa forma di istruzione e io sono molto favorevole e hanno dei principi molto sani e una visione appunto dell'istruzione, soprattutto antropologica, dell'uomo e dei loro figli che non trovano più nella scuola statale, nella scuola insomma quella tradizionale. Quindi io sono assolutamente favorevole a questa scelta e credo che sia una scelta assolutamente funzionante, efficace. Quindi la mia è un parere favorevole, ecco. Allora, se posso aggiungere qualcosa a quello che ha detto la mia collega, sicuramente chi ha cominciato a provare disagio durante la DAD, vuoi i genitori, vuoi i ragazzi, i genitori per esempio perché si sono dovuti riorganizzare, hanno dovuto far fronte a delle spese ulteriori che magari non si aspettavano, non avevano programmato. I ragazzi perché appunto hanno perso il contatto con i propri amici, la motivazione ad andare a scuola. Bene, chi ha provato questi disagi, e quindi una gran parte della popolazione, noi sappiamo, chiaramente alcuni hanno protestato, altri sono passati appunto a cercare soluzioni e la scuola parentale può essere una delle soluzioni, no? Chi poi dispone di mezzi economici molto elevati e che ad esempio ci tiene molto alla formazione dei propri figli, durante questo anno non ha esitato a mandare i propri figli a studiare all'estero, in Svizzera per esempio, dove erano anche aperti i campi da sci, tra parentesi. Quindi chi ha potuto, chi ha i mezzi, trova soluzioni, no? La scuola parentale è un'altra delle soluzioni, è un'altra delle possibili soluzioni. Non so se pensarne bene o pensarne male, perché mi piacerebbe appunto valutare singolarmente l'organizzazione di ogni realtà, no? Però ben venga l'autodeterminazione, la volontà di far fronte a un problema e di non subire passivamente delle decisioni che si rivelano fallimentari per i propri figli. Io comprendo benissimo una mamma che vede la propria figlia o il proprio figlio perdere motivazione, perdere voglia di fare, avere
emozioni negative, fino alla depressione, fino addirittura anche ai tentativi di suicidio. È inutile che ci nascondiamo, perché sappiamo benissimo che c'è stato un aumento del 30% degli accessi alla neuropsichiatria infantile in Italia. Quindi questi sono numeri enormi. Abbiamo cercato di contenere il numero dei pazienti in terapia intensiva, magari giustamente, però non ci siamo resi conto che avevamo bisogno di posti letto in neuropsichiatria. Insomma, gli effetti sono stati devastanti, quindi ben vengano tutti quei genitori che hanno provato a trovare delle soluzioni. Ma io ho visto per esempio genitori che hanno deciso di togliere il ragazzo da scuola e di fargli fare l'esame finale da privatista. È una soluzione possibile, certo, sono tutte soluzioni che si possono trovare se uno ha i mezzi, ha la fortuna di poterlo organizzare. La scuola statale pubblica è un mezzo per l'emancipazione di tutto un popolo, ecco. E quindi io spero che ci siano grandi investimenti nella scuola pubblica, perché appunto non tutti possono e hanno la possibilità, le risorse anche cognitive, ideative, i mezzi economici per occuparsi a tempo pieno della formazione e dell'istruzione dei propri figli. Un'altra domanda. Come si vede il percorso per le persone disabili o certificate all'interno della scuola di oggi? Allora, io ringrazio tantissimo chi mi ha fatto questa domanda, perché io sono anche insegnante di sostegno, quindi mi occupo proprio dei ragazzi che hanno delle certificazioni. Allora, diciamo che i DPCM, i vari DPCM hanno sempre da settembre del 2020, perché invece a marzo dell'anno scorso non era così, però da questo anno 2020-2021 le disposizioni governative hanno stabilito che i ragazzi che avevano una certificazione potevano frequentare la scuola ogni giorno regolarmente, invece gli altri dovevano stare a casa, questo specialmente alle scuole superiori, no? Beh, questo cozza con quella che si chiamerebbe inclusione, no? Anche questo è un grande assente del dibattito, no? I ragazzi con disabilità hanno la possibilità, venendo a scuola, di aumentare la propria inclusione sociale, no? Noi insegnanti di sostegno abbiamo questo come obiettivo, no? Quello di includerli. Capite bene che se i ragazzi, se tutta la classe sta a casa e loro vengono a scuola, la scuola diventa un po' un ghetto, ok? E questa situazione si è creata, tant'è che molti ragazzi con disabilità non volevano assolutamente venire, ok? Anche alcuni genitori non volevano mandarli, un po' per paura, ma un po' anche per questa cosa qua, perché se metti che siamo in un condominio, tutti i ragazzi stanno a casa, il mio va a scuola, tutti sanno che il mio ragazzo ha un deficit. Cioè, è immediata questa cosa, no? Quando invece io mi occupo quotidianamente di ragazzi che se non avessero la certificazione non è che te ne accorgi tanto, proprio perché grazie al sostegno, grazie a tanti accorgimenti, riescono a frequentare bene la scuola, no? Ecco, quindi qui si è creato un po' una frattura, no? Su questo aspetto dell'inclusione, e i docenti stessi poi si sono trovati ad una situazione un po' paradossale, per cui gli si diceva di stare in DAD, però dovevano venire a scuola perché c'era il ragazzo disabile. E quindi capite bene che alcuni docenti erano ben felici perché magari reagivano dicendo oh, meno male, ho l'occasione di uscire di casa. Altri invece magari più terrorizzati dal virus
oppure per una propria organizzazione personale, e invece hanno mostrato anche insofferenza dicendo: ma insomma, per una persona sola cosa vengo a fare? Insomma, ci sono stati anche degli attriti fra i docenti, questo lo posso dire nella scuola dove lavoro io, ma anche in tante scuole della mia provincia, ecco, tanto che fortunatamente qualche volta queste situazioni hanno portato anche, non sempre solo allo scontro, ma anche a un po' di ilarità, ecco, tra le persone sane e tra il personale scolastico. Spesso la difesa dell'ironia è stata vincente tante volte, no? Rispetto alle difficoltà e rispetto anche a delle situazioni appunto paradossali. Chiaramente i ragazzi che sono certificati sono ragazzi che chiaramente hanno già delle loro difficoltà, no? Hanno dei punti di debolezza, hanno anche dei loro punti di forza, come tutti i ragazzi, no? E quindi la didattica a distanza può essere stata un ulteriore problema per loro. Però appunto io credo che lo sia stato un po' per tutti. C'è un'altra domanda. Secondo voi, cosa la politica potrebbe o dovrebbe fare per favorire l'istruzione? E qui voglio anche collegarmi ad un fenomeno che nell'ultimo anno è aumentato, ossia quello della dispersione scolastica. Molti sono stati i casi, da quello che ho letto, di segnalazioni agli assistenti sociali perché i ragazzi, soprattutto tra i 16 e i 22 anni, hanno abbandonato la scuola, quindi si sono ritirati perché magari si sono sentiti troppo fragili per affrontare questo periodo. Magari perché sono aumentate molto le disuguaglianze sociali. Quindi, secondo voi, appunto, cosa avrebbe dovuto, potrebbe fare dovrebbero fare i nostri rappresentanti, anche perché presumo che la DAD continuerà ancora per un po'. Prego. Beh, io intervengo io per dire che, detto proprio icasticamente, brevemente, dovrebbero ascoltare di più quello che è emerso questa sera, per esempio. Sono state dette cose preziosissime, dovrebbero partire da una visione di uomo più concreta, più d'accordo, nell'impostare la scuola del futuro, e dovrebbero appunto ricordare che hanno a che fare con persone appunto in cui l'abbiamo credo imparato bene questa sera, in cui l'apprendimento è parte di un tutto, è parte di un'esperienza del reale, ecco, e quindi non puoi né mutilarla né dividerla a compartimenti stagni, ecco. Dovrebbero imparare, dovrebbero prima di tutto favorire la libertà di educazione e garantendone, controllando e garantendone la qualità, ma in Italia, nella tradizione ormai direi millenaria dell'educazione anche proprio scolastica italiana, non direi che c'è problema di qualità, no? L'abbiamo sperimentato, insomma, l'abbiamo per secoli, ecco. E quindi dovrebbe favorire la libertà di educazione, lo Stato, il Ministero, insomma, e imparare dalla libertà di educazione. Io insegno in una scuola statale e sono contento di farlo, a parte quest'ultimo anno che è stato veramente difficile. Sono contento, ma sarei altrettanto contento di sapere che ci sono altre esperienze, d'accordo?
in modo che le famiglie possano scegliere liberamente, come dire, il modello educativo, l'ambiente che più è a loro consono, è consono alla loro cultura, alla loro storia, ecco. E poi c'è poco da fare. Prima di tutto, però, dovrebbe smettere la DAD, ecco. Dovremmo tornare a scuola. Cioè, come fanno in altri stati, d'accordo? Mi diceva un collega che, per esempio, mi faceva sapere un collega, per esempio, in Croazia è tutto aperto, per fare un esempio. È tutto aperto, non ci sono chiusure, non c'è mascherina da portare. E, ecco, andiamo a vedere i dati dei contagi, dei morti lì, ecco, per vedere se è possibile farlo anche da noi, d'accordo? E comunque i ragazzi, gli studenti, cioè la fascia di età scolastica, non è interessata da questo virus, quindi perché devono essere loro fra le prime vittime? Cioè, si potrà trovare il modo di andare a scuola, preservando, salvaguardando le fasce più a rischio, che sono gli ultraottantenni, d'accordo? Perché se noi andiamo a vedere i dati sulla mortalità, riguarda quasi esclusivamente gli ultraottantenni, d'accordo? Intendo di questo virus, ma anche a volte gli ultraottantacinquenni, per dire. Mentre io ricordo che, per esempio, il primo giorno di scuola di quest'anno, due mie allieve nel venire a scuola erano veramente in ansia. Mi hanno detto quasi piangendo mentre salivamo le scale: professore, non dovevano farci tornare a scuola, perché adesso ci ammaliamo tutti e dopo richiudono tutto e piombiamo di nuovo nell'incubo di questa primavera. Allora io gli ho detto: aspetta un attimo aspetta che andiamo in aula. Era comunque la prima cosa che avrei voluto dirgli nel primo giorno di scuola. Siamo andati in aula, lì gli ho mostrato i dati dell'Istat relativi era settembre appunto, relativi alla mortalità da Covid nella loro fascia di età, era 10-19. Sapete quanti morti ci sono stati in Italia da gennaio 2000, da Covid, da febbraio 2020 a settembre 2020? Gliel'ho proprio mostrato a loro: 0, neanche uno. Appena hanno visto questo dato, il loro spirito critico si è minimamente attivato, il loro buonsenso, e si sono davvero immediatamente tranquillizzati. Guarda, su questo punto ti dirò di più, Giovanni. Ci sono ricerche che dimostrano proprio perfettamente che a scuola i contagi sono minimi, perché i ragazzi sono per lo più immuni a questo virus, nel senso che, se spieghiamola questa parola immuni, perché sennò chissà quante me ne dicono, nel senso che la mortalità non li tocca. Quando si ammalano di questo virus sono quasi sempre asintomatici o paucisintomatici, tant'è che quando uno è asintomatico non sarebbe neanche corretto dire che è malato, ma al massimo un portatore sano, ecco. Però la presenza di sintomi lievi o assenza di sintomi ha dimostrato che non fa salire i contagi. Oltretutto, in tutte le scuole italiane si sono messi in atto una serie di precauzioni, a volte anche esagerate, no? Quindi mascherine, pulizia ossessiva di tutti gli ambienti, tant'è che io non finirò mai di ringraziare il personale scolastico che si metteva a pulire qualsiasi maniglia delle porte, cioè, quindi c'è stata veramente un'attivazione anche
delle volte esasperata, no? Però tuttavia queste cose di sicuro hanno funzionato, no? Perché ci sono ricerche precise che spiegano che i contagi a scuola non avvengono. Quindi chiudere la scuola è stato assolutamente un errore di cui i governi dovranno assolutamente rispondere. Poi c'era anche la domanda che diceva che cosa dovrebbe fare la politica rispetto alla scuola, giusto Rosanna? Era questo. Innanzitutto la scuola aveva dei problemi già prima del 2020. Non so se Giovanni sei d'accordo con me, però ci sarebbe bisogno di un enorme investimento per quanto riguarda l'edilizia scolastica, gli spazi scolastici, no? Poi a maggior ragione se ci si può contagiare da un virus, ci vorrebbero aule grandi, spazi grandi, oppure ridurre il numero degli alunni all'interno di una classe, proprio per garantire maggior agio e non solo, migliorare anche quello che è il rapporto insegnante-allievo, perché se un insegnante si trova ad avere a che fare con 25-30 allievi, anche se fossero i più bravi del mondo, comunque è un lavoro bello grande, no? Una classe di 25 persone. Diverso se è una classe di 15, 16, 17 alunni. Cioè, il rapporto allievo-insegnante è fondamentale. Quindi questo già prima del Covid, proprio sempre per migliorare l'apprendimento. Ok, che per me è un punto decisivo, cioè le voragini formative, le lacune che questi ragazzi si porteranno dietro di 2 anni di scuola così difficili, io non so come faranno a colmarle, non so quanti ragazzi delle superiori faranno l'università con successo, ecco. E questo incide poi sulla loro carriera lavorativa. Quindi, tornando a cosa dovrebbe fare il governo, prima di tutto dovrebbe riaprire le scuole, perché noi siamo stati il paese che ha mandato i ragazzi a scuola per meno giorni rispetto a tutti gli altri. E poi chiaramente fare un investimento sugli insegnanti, perché altra cosa interessante è che moltissimi insegnanti sono precari a scuola, non hanno un contratto fisso, ecco. Ogni anno si trovano a essere ingaggiati, magari a ottobre, a novembre. È esperienza di tanti ragazzi che iniziano a settembre la scuola, però ancora non mi manca l'insegnante di storia, manca quello di filosofia, manca quello di matematica, arriva a metà ottobre, cioè c'è un grosso disagio. E poi un conto è essere un insegnante che ha di ruolo o con un contratto, un conto è insegnare sapendo di essere precario. Quest'anno sono in questa scuola, il prossimo anno sarò in un'altra. La continuità didattica non è un aspetto da poco, quindi sulla scuola c'è da fare un grandissimo investimento, però appunto bisogna che si dia grande importanza alla scuola, perché durante la scuola esiste una fascia, una finestra di apprendimento per i ragazzi fondamentale. Si apprendono quelle cose a quell'età perché c'è una finestra d'apprendimento specifica. Non è a caso come è suddivisa la scuola fra elementari, medie e superiori. Non è affatto un caso. Ci vorrebbero 10 degli incontri di oggi per spiegarlo probabilmente. Ecco. Quindi perdere 2 anni scolastici o comunque avere un'offerta formativa così scarsa per 2 anni, insomma, secondo me non è una cosa da poco e non è una cosa facilmente recuperabile. Posso aggiungere
Solamente una cosa molto veloce. Sono d'accordo con tutto quello che è stato detto sulla scuola, però secondo me la politica dovrebbe anche investire sul lavoro, nel senso far ripartire il lavoro, perché questo dà la possibilità ai ragazzi che studiano di guardare oltre, di immaginarsi, come abbiamo detto prima, a fare qualcosa ed eventualmente, visto che sono d'accordo che la scuola è importantissima, ma ci sono anche dei ragazzi che magari per tanti motivi non hanno voglia di studiare o magari non hanno voglia in questo momento di studiare, avere la possibilità, l'alternativa, la scelta di poter lavorare, mentre adesso molti ragazzi non studiano, non lavorano e non fanno nulla e questa è la cosa peggiore che possa capitare. Ecco. Una domanda. Se avreste, se foste in possesso di una bacchetta magica, che sarebbe troppo bello, ehm, qual è la prima cosa che cambiereste del sistema scolastico, della scuola in generale? Io ho la risposta pronta, proprio così istintiva, sto facendo ricorso al mio inconscio, mi sta venendo alla coscienza, io cambierei cioè rivaluterei, scusate la ripetizione, il sistema della valutazione. Ecco, adesso lascio anche la parola ai miei colleghi, che sento da parte dei ragazzi essere qualcosa di troppo rigido. Ecco, noi siamo portati a credere che si ha l'apprendimento solo se si ha quel tipo di voto e magari non è così. Ecco, la butto lì. Si potrebbe veramente rendere l'istruzione e il percorso scolastico meno rigido, più personalizzato. Ecco, non uno stampo rigido in cui là dentro dobbiamo far stare tutti nello stesso modo. Ecco, quindi ho lanciato così la provocazione. Beh, questa è una bella provocazione perché insomma assegnare i voti, che credo si dica docimologia, cioè una scienza su questa cosa, non è affatto semplice, perché comunque ci sono anche tutta una serie di bias che gli insegnanti inconsciamente mettono in atto quando devono dare un voto a un allievo, no? L'effetto della prima impressione, insomma tante cose. Il voto noi sappiamo che ha un aspetto soggettivo incredibile, no? Quindi eliminare poi quella soggettività è difficile, quindi si sente spesso i ragazzi lamentarsi, ma è ingiusto, mi ha messo 6, ma io mi meritavo di più, mi ha messo 4, ma io dovevo prendere 8, mi ha messo 8, ma io non è vero, non avevo studiato, cioè, c'è anche chi si lamenta al contrario, sono interessanti, fantastici ragazzi quando parlano dei voti scolastici, no? Sì, è una bella provocazione, anche qua ci sarebbe da discutere tanto, da dibattere tanto. Io lancerò un'altra provocazione. Allora, io invece investirei tantissimo sugli spazi. L'ho detto prima, ma proprio perché appunto l'ambiente è una cosa fondamentale. Noi siamo anche corpo, no? Siamo corpo e poi diamo significato agli oggetti, agli spazi in cui siamo. Se siamo in uno spazio bello, ampio, curato, io ho l'idea di star facendo qualcosa di importante. Entrare in una scuola che è un edificio fatiscente, dove ci piove, dove ci sono le erbacce nel giardino, oppure non c'è proprio neanche uno spazio, un giardino, una corte. Insomma,
che significato diamo a tutto questo? Poi tra l'altro appunto l'Italia ha 1000 realtà, ci sono scuole splendide in edifici storici meravigliosi, scuole ipertecnologiche con delle lavagne LIM che io adoro, mi ci diverto da morire, mi piacciono tantissimo, quindi lungi da me essere contro la tecnologia, anzi, perché la tecnologia aiuta, serve e deve essere serva dell'uomo, non l'uomo che si fa servo della tecnologia. Questa è la cosa fondamentale, no? Quindi ci sono situazioni meravigliose, però ci sono anche situazioni dove manca l'essenziale, mancano dei bagni che siano a norma, mancano tante cose. Poi non parliamo che quest'anno abbiamo fatto lezione delle volte a febbraio con tutte le finestre spalancate, magari i ragazzi venivano 2 giorni a scuola su tutta la settimana, quei 2 giorni stavano col giubbotto, il cappello, la sciarpa, tutti infreddoliti col librino e così anche noi insegnanti, stessa cosa. Quindi insomma gli aspetti degli spazi per me sono fondamentali, no? Quindi un'architettura scolastica che sia a misura d'uomo, di ragazzo, no? E che appunto anche la tecnologia sia l'investimento nella tecnologia sia funzionale e a servire l'uomo e quindi il ragazzo che sta apprendendo e non il contrario, non che noi ci adattiamo alla rigidità di una tecnologia. Ecco, questa è la mia bacchetta magica. Giovanni? Sì, certo. allora, sottoscrivo tutto quello che hanno detto Masiero e Colajanni e mi permetto di aggiungere un paio di miei tocchi di bacchetta magica. Appunto, ribadisco, dimezzare il numero dei ragazzi per classe. La classe ideale è di 15 studenti circa. E se è necessario per questo raddoppiare il numero degli insegnanti, e vabbè, vorrà dire che investiamo per formare una generazione di intellettuali, una classe di intellettuali che si dedichi all'insegnamento. È una vocazione che è abbastanza connaturale all'uomo, quindi si può stimolare una vera vocazione all'insegnamento, alla trasmissione del sapere e dell'umano. E la seconda cosa è stimolare il dibattito pedagogico, proprio specificamente didattico-pedagogico fra docenti, cosa che attualmente non c'è perché, ahimè, anche nei dipartimenti che sono proprio le riunioni di insegnanti della stessa materia o di aree tematiche affini, il più delle volte si occupano di tutt'altro, si occupano di risolvere cavilli burocratici e non di discutere appunto di didattica, di pedagogia. Quindi riservare degli spazi proprio di incontro fra i docenti in cui, viva Dio, sviluppino il loro senso critico. Fantastico. Sì, perché i nostri docenti hanno tanto da dire e da dare, quindi sarebbe davvero utile. Dal confronto, chi poi ha le idee migliori contagerebbe gli altri e ci sarebbe molto da guadagnare. Ecco. Perché il patrimonio di conoscenze, di bellezza, di passione per la materia, per i ragazzi, c'è, basta condividerlo di più. E così chi magari, cioè ciascuno potrebbe imparare dagli altri. Ecco. E quest'ultima sarebbe una soluzione a costo zero, fra l'altro. Vero. Forse... Anche se io penso che bisogna spendere nella scuola. Sì, certo. E senza proprio pensarci neanche 2 volte. Perché ci stiamo occupando dei nostri figli, dei nostri ragazzi, del futuro della nostra società. Quindi se c'è un posto dove spendere, è lì, secondo me. Allora, come capitolo di spesa, io
sottolineo la necessità di investire anche nelle segreterie scolastiche, in particolare nelle segreterie didattiche per quanto mi riguarda, che sono sotto organico e quindi sono costrette a delegare funzioni burocratiche agli insegnanti, i quali vanno, per esempio vanno in ansia con queste questioni burocratiche che collidono, perlomeno esulano dalla didattica e quindi distraggono l'insegnante, gli occupano del tempo. Invece ci vorrebbe una segreteria didattica adeguatamente nutrita di professionisti che affianchi e supporti l'insegnante nel suo lavoro didattico. Investiamo anche lì. Se posso aggiungere una cosa, se avessi io una bacchetta magica, incentiverei molto l'educazione civica fatta bene a scuola. La sfrutterei al massimo perché l'educazione civica è utile per formare quella componente attiva del paese, i cittadini, futuri cittadini, futura classe dirigente, quindi comprendere bene quali sono i propri diritti e i propri doveri e gestire al meglio il paese in cui si vive, assumendosi anche delle responsabilità. Quindi educazione civica come un modo per rendere la persona più partecipe e attiva nella comunità, nella società in cui vive. Sì. Questo sarebbe un bellissimo sogno. Certo, Rosanna, io traduco l'educazione civica in un'espressione, in un'altra espressione che ho appena detto, spirito critico. Se noi educhiamo i ragazzi allo spirito critico, cioè al considerare cosa sono loro, cos'è la persona, cos'è lo stare insieme, cos'è il bene comune, cos'è quindi la bellezza della società, del vivere in società, li formiamo anche all'educazione civica, alla civitas, al loro essere cittadini. Ci terranno, ci tengono, uno tiene a essere cittadino se ha qualcosa da difendere e da sviluppare, un'esperienza maturata nello spirito critico e nell'impatto correale che quindi a quel punto gli interessa molto difendere, sviluppare assieme ad altri, ecco. E quindi diventerebbero assolutamente dei cittadini migliori. Allora la Costituzione uno se la studia, se la impara, perché vede che difende i suoi ideali che vuole realizzare o che sta realizzando nella società. Certamente. Invece allora, se uno... scusa, per concludere il pensiero, invece se uno è isolato in casa, dietro un computer e non ha esperienza sociale, a quel punto la Costituzione può fare anche la Costituzione, l'educazione civica, il suo essere cittadino, non è più un'esperienza, è un'altra serie di nozioni che non gli dicono niente. È un qualcosa di totalmente estraneo in questo modo, come dici tu. Allora, guardate, io ho una polemica, ce l'ho qui nella punta della lingua, perché in realtà quest'anno si è fatta moltissimo educazione civica. Il problema è cosa si intende veramente per educazione civica, perché i ragazzi sono stati appesantiti da ulteriori nozioni, tra l'altro di dubbia utilità, secondo me, con voto, oltretutto, sull'identità digitale, la protezione civile, il bullismo. L'Agenda 2030. L'Agenda 2030. Cioè, allora, se l'educazione civica deve essere questo, anche no. Anche no. Assolutamente no. Se invece è conoscere come funziona la nostra Costituzione, la sua storia, quali sono i nostri diritti, i nostri doveri,
la partecipazione al dibattito politico, al dibattito culturale, no? Beh, allora sì, è molto più, tra l'altro è molto più educazione civica partecipare a un progetto di teatro oppure a un progetto di una radio scolastica o di un giornale scolastico piuttosto che apprendere altre nozioni sull'identità digitale, no? Ecco, quindi insomma ci sarebbe tanto da aggiungere, ma mi sa che sono le 10:20. Allora, con quei pensieri belli che abbiamo finora esposto, con i nostri sogni e idee di cambiare in meglio sicuramente il sistema scolastico, ci congediamo. Vi ringrazio molto per aver partecipato a questa serata. Invito tutti a visitare la pagina Facebook del Comitato per la Libertà Consapevole. Vi terremo aggiornati su nuovi eventi e webinar che affronteremo. Sicuramente ci concentreremo molto su tematiche come la scuola, che a noi è molto cara. Vi ringrazio nuovamente, spero di vedervi alla prossima e continuare a discutere e a confrontarci liberamente, apertamente e secondo il comitato in maniera consapevole. Vi ringrazio. E speriamo soprattutto di poterlo fare trovandoci in qualche posto. Esatto, vi ringrazio nuovamente, spero di vedervi alla prossima e continuare a parlare con voi. consapevole. Grazie a voi, e speriamo soprattutto di poterlo fare trovandoci in qualche posto. Esatto, vi ringrazio nuovamente.